Al comando di questo piccolo capostazione parte il treno che conduce al mondo dei balocchi. È un convoglio che arriva sempre in orario, attraversa un mondo senza confini e senza dogane e come passeggeri porta tutti i sogni dei bimbi. Questo è un treno che abbiamo perduto, o meglio, un treno che inseguiamo da sempre. Il convoglio sta arrivando a destinazione. Vogliamo visitare una casa? Presto fatto. Oggi ci sono le corse dei cavalli. Il pubblico segue attento la gara e non scandalizzatevi se l'elemento vi sembra eterogeneo. In questo mondo fantastico anche gli animali o le cose mute hanno voce. Ecco la direttura d'arrivo. Noi puntiamo sul bianco. Ahimè, vince il nero. Anche qui si perde alle corse dei cavalli. Consoliamoci andando a teatro. Le antiche marionette non cambiano mai e raccontano con il loro viso impassibile una favola antica che purtroppo molti di noi hanno dimenticato. È arrivata la cicogna. È nato un altro membro della vastissima famiglia delle bambole che ci prestarono un tempo un po' del loro eterno sorriso. Fra le bianche ci sono anche le nere, le rosse e le gialle. Nessuna meraviglia. Nel mondo dei balocchi non esistono pregiudizi razziali. C'è posto per tutti, anche per questo topolino, che può vivere serenamente, senza paura di imbattersi in qualche gatto. Veramente, il gatto c'è, ma non è cattivo. È un gatto che convive tranquillamente con tutti gli animali, come nel paradiso terrestre. Qui non esiste né cattiveria né guerra. D'accordo, gli eserciti ci sono, ma sono eserciti platonici, dove gli ussari vanno alla carica assieme agli indiani e i guastatori con i lanciafiamme si schierano a fianco degli antichi romani. E se a volte le guerre assumono un aspetto realistico e un soldatino cade sul campo, una mano dall'alto lo rimetterà subito in piedi. La piccola Jeep torna in garage.
E qui gli appassionati dell'automobile non hanno che da scegliere. Noi preferiamo questa. In verità, questi giocattoli meravigliosi fanno gola a tutti noi e, confessiamolo, quando compriamo il regalino per il piccolo, lo facciamo sempre con un giorno di anticipo, per divertirci un po' in ufficio con i colleghi. Questi sono i balocchi più semplici. Sballonzolando sulla ghiaia dei giardini o per i pavimenti di casa, seguono i passi dei loro piccoli despoti e come loro, attaccati a un filo sottile, non sanno dove li porterà il destino. Sì, lo so, sorridete. E nel vostro sorriso c'è tutto il pianto di quando avete dovuto per sempre abbandonare il mondo dei balocchi.